Ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è giovedì 12 giugno, siamo dunque nel passaggio proprio della settimana, abbiamo varcato la metà, ci avviciniamo dunque al fine settimana, ormai è il nostro ultimo mese perché poi a luglio e ad agosto, come già ricordato, ci riposeremo. Una puntata ricca di motivi di interesse che avrà due facce, nel senso che affronteremo due argomenti molto diversi tra loro ma crediamo ugualmente affascinanti da seguire. Anzitutto andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi il primo ospite di questa nostra mattinata, si tratta di Alfredo Belluco, presidente regionale di Confedercontribuenti del Veneto. Buongiorno a lei Presidente. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Allora vi specifichiamo, ecco magari in questa inquadratura si vede meglio, Alfredo Belluco è venuto ospite da noi, graditissimo ospite, e ha una serie di documentazioni veramente incredibile di cui parleremo tra poco. Vedete, sopra le nostre teste troneggia la scritta "Tempi duri per le banche". Alfredo Belluco, in sede di, come dire, di conversazione prima di andare in onda, si diceva sono successe in questi mesi tante di quelle cose che forse noi non ci saremmo aspettati. Ma andiamo con ordine. Confedercontribuenti sta portando da tempo avanti una battaglia importante, una battaglia per far valere i diritti di quelli che sono appunto i contribuenti, di quelli che sono i cittadini, in particolare nei confronti di un'istituzione come le banche. Perché sono stati mesi importanti questi, soprattutto perché in questi recentissimi giorni addirittura Confedercontribuenti ha dimostrato davanti al Tribunale di Padova per, come dire, applaudire quello che è stato il provvedimento dell'organismo giudiziario uganeo. Sì, perché i giudici di Padova sono, io dicevo la settimana scorsa, gli unici che interpretano correttamente la legge sull'usura, adesso devo aggiungere anche i giudici di Trani, il giudice Michele Ruggero, che ha proprio ieri, l'altro ieri, ha fatto questa ordinanza di chiusura delle indagini dove ha verificato che ci sono 62 grossi banchieri che sono stati coinvolti nel reato di usura. Ora, il reato di usura non è un reato così qualunque, è un reato gravissimo. Il nostro ordinamento prevede che commesso nell'ambito bancario possa arrivare fino a 15 anni di reclusione. Qui addirittura ci sono coinvolti i vertici della Banca d'Italia, tutti i direttori generali che si sono susseguiti, anche la dottoressa Tarantola, che adesso è presidente della RAI, che a suo tempo era direttrice dell'organo di vigilanza, è coinvolta in questa faccenda. Perché? Cosa hanno fatto? Hanno fatto che quello che non dovevano fare, intervenire in tema di usura. L'usura, come ho detto prima, è un reato penale, addirittura a schema duplice, dove che per commetterlo basta solo la promessa, non serve neanche la corresponsione dei soldi. E questo l'hanno capito perfettamente i giudici di Padova, che meno di un mese fa hanno fatto un'ordinanza in seduta collegiale che hanno detto chiaramente che anche un mutuo con gli interessi di mora che va a esorbitare quello che era il tasso applicabile al momento della stipula è ritenuto nullo, non è più valido, è pagabile solo il capitale, non gli interessi, le spese, le commissioni e anche l'assicurazione quando era obbligatoria. E in questo caso è stato addirittura reso nullo un provvedimento di pignoramento del bene, ecco, che non ha più avuto efficacia. Vogliamo parlare proprio di questa vicenda nello specifico, proprio quella di Padova. Allora. Si parte da molto lontano nel tempo, no? Sì, e allora qui siamo di fronte a una serie di passaggi dove già nel 96, quando è entrata in vigore la legge sull'usura, prevedeva proprio quello che ho detto prima: chiunque si va a dare o promettere in corrispettivo per sé o per altri una prestazione di denaro o altra utilità commette reato. Nel 2001, visto che sembrava che fosse troppo restrittiva questa norma, c'è stato qualcuno che ha chiesto l'interpretazione autentica della legge, che c'è stata con l'articolo 1 della legge 24 del 2001, che ha confermato che nel momento stesso che viene convenuta l'usura, quindi in contratto l'usura, anche quella moratoria, si commette l'illecito.
La sanzione prevista proprio in caso di stipula convenzione di interessi usurari è quella prevista dal cosiddetto 1815 secondo comma del Codice Civile, che dice: qualora vengono convenuti interessi usurari il contratto è nullo e non è dovuto nulla. Va bene? Questa è diciamo, la multa che viene data a chi fa sottoscrivere interessi usurari. Ora abbiamo addirittura una circolare dell'ABI che noi siamo di Confedercontribuenti siamo riusciti ad avere, naturalmente non per canali ufficiali, che dice esattamente questo. Sì, ricordiamo che l'ABI è l'organismo di categoria, l'associazione di categoria, chiamiamo così, delle banche. Esatto, è la Confindustria delle banche, per essere chiari, che dice che per interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo e quindi gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori. Beh, questa non è altro che una circolare che le banche avrebbero dovuto attenersi e che hanno disatteso, e noi diciamo tranquillamente che siamo nell'ordine di circa un contratto di mutuo su 2 che non è stato rispettato. Qui siamo nell'ordine di milioni di contratti, milioni di contratti, e possono essere impugnati, attenzione, possono essere impugnati entro 10 anni dalla loro estinzione. Quindi immaginate il marasma. La maggior parte dei contratti di mutuo sono stati fatti negli ultimi, parliamo di quelli fatti dal 1° gennaio del 97, del 1997. Quindi siamo nell'ordine di milioni, milioni e milioni di mutui che possono essere impugnati, possono essere salvate le case, i terreni, le ville, i capannoni e quant'altro. Questa è la cosa che noi diciamo. Quindi se volete verificare gratuitamente il vostro rapporto di mutuo, ma anche quelli di conto corrente, di leasing, di derivato, eccetera, non fate altro che comporre questo numero e noi ve lo facciamo, la verifica preventiva ve la facciamo gratuitamente. Sì, è importante, dopo avremo modo anche di specificare proprio che cosa fa Federcontribuenti, vi proporremo anche il video. Confedercontribuenti, scusate. Confedercontribuenti, sì, che è diverso, no? Perché oltretutto Alfredo Belluco è anche vicepresidente nazionale, sì, no? certo, dello stesso organismo proprio dei consumatori. Tutti questi incartamenti, tutte queste sentenze, lei ci sta dicendo che praticamente potremo assistere ad un'autentica rivoluzione. È stato creato un precedente per cui anche il quadro viene modificato in maniera radicale. Il problema è che non è che il Tribunale di Padova sia entrato a gamba tesa su una cosa che non era ancora stata chiarita. Abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale del 2002 addirittura, sentenza numero 29 per chi vuole andarsela a vedere su internet. La sentenza 350 della Corte di Cassazione, della Suprema Corte di Cassazione del 2013, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia numero 342, sempre del 2013, che sono tra l'altro consultabili sul nostro sito www.confedercontribuentiveneto.it oppure alfredobelluco.it, che è la stessa cosa. Sì, e specifichiamo, mi scusi se la interrompiamo, cioè stiamo parlando di Confedercontribuenti, che è diversa da Federconsumatori. Attenzione, Confedercontribuenti, ci scusi. Sì, perché molti magari sbagliano, cliccano il nome sbagliato, poi magari chiamano un'altra associazione. Per non sbagliare cliccate Alfredo Belluco, quindi siete certi di trovare noi. Ecco, perché come dicevo prima, la Banca d'Italia è stata sbugiardata nel vero senso della parola, sconfessata da questa sentenza di Cassazione del 2011, poi tra l'altro, quindi neanche recente, che dice, ve la leggo perché è di una chiarezza, allora, e dice che quindi, come peraltro rilevato dal Tribunale di primo grado, anche la commissione di massimo scoperto, qui stiamo parlando di conti correnti adesso, deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d'Italia. Qui lo dice chiaro, sì. La Banca d'Italia è fuori da quello che è l'ambito del controllo dell'usura, e poi dice:
che nel momento stesso che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere valutato ai fini della determinazione del tasso effettivo globale di interesse, traducendosi in un aggiramento della norma penale. Quindi, attenendosi all'istruzione della Banca d'Italia, andrebbe traducendosi in un aggiramento della norma penale. Qui vuol dire che la Banca d'Italia ha aiutato le banche ad aggirare una norma penale che, commessa nell'ambito bancario, come ho detto prima, arriva fino a 15 anni di reclusione. E adesso finalmente, come abbiamo detto, i giudici si hanno aperto gli occhi. Qui abbiamo il rinvio a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio per 3 direttori di filiale di Padova, 2 della Cassa di risparmio del Veneto, ex Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, e 1 della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei. Allora, per quello che riguarda la Cassa di risparmio del Veneto, è risultato il superamento del tasso soglia di usura, secondo quello che dice il pubblico ministero, di tutti i trimestri dal 97 al marzo del 2006, quindi sono 9 anni e un trimestre, sono esattamente 37 trimestri su 37, va bene? Quello che dice il pubblico ministero. Per quello che riguarda invece la Banca dei Colli Euganei, qui siamo nell'ordine di 7 trimestri su 18 su un conto corrente e 18 trimestri su 18 con un massimo applicato del 58,98%. Questo lo possiamo dire con tutta tranquillità perché abbiamo la sentenza civile che si può leggere sempre sul nostro sito alfredobelluco.it, eccetera, ed è talmente chiara che il giudice stesso lo dice in latino, ma io non vi sto a tediare cosa dice, è talmente chiara la norma che non è soggetta ad alcuna interpretazione, perché dice che tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese devono essere prese a considerazione perché venga calcolato il tasso soglia di usura, non come diceva la Banca d'Italia che la commissione di massimo scoperto non rientra nel calcolo. Attenzione, e quindi siccome noi sappiamo e abbiamo anche casi di suicidi, e l'abbiamo già detto in altre occasioni, che persone, credendo di essere debitori nei confronti della banca, si sono trovati poi a essere creditori, però non l'hanno potuto verificare perché nel frattempo si erano suicidati, l'hanno verificato i loro eredi, e noi ne abbiamo, come ho detto, un caso eclatante di Padova, dove che a fronte di 2 banche che chiedevano circa 100.000 euro di rientro, ne abbiamo verificati quasi 700.000, ma che ne avanzava l'imprenditore, non la banca. Quindi stiamo nell'ordine di rovesciamento del debito. Non so se sono chiaro. Qui stiamo parlando di un pizzo, una tangente che gli imprenditori veneti, ma anche nazionali, ma io difendo quelli veneti, hanno pagato. Siamo nell'ordine di 40 miliardi di euro che abbiamo calcolato nel Veneto, che le tangenti che hanno preso quelli del Mose fanno sorridere rispetto alle tangenti che hanno pagato gli imprenditori nei confronti delle banche venete. Diciamo tangenti inconsapevoli perché ovviamente non erano a conoscenza. La presenza di Alfredo Belluco è importante, in tempi chiamiamoli non sospetti, insomma, si è esaurita, e questo tante volte può fare male, l'onda emotiva magari suscitata appunto da episodi tragici. Fortunatamente non se ne registrano più da tempo, e forse anche l'opera di informazione delle associazioni dei consumatori sono importanti, perché una volta tanto, lo ribadiamo, Alfredo Belluco, presidente regionale di Confedercontribuenti del Veneto, è qui anche per lanciare un messaggio a quanti disperati perché le banche fanno pressione, le banche minacciano pignoramenti, perché si rivolgano a Confedercontribuenti, che in questo caso è rappresentata da Alfredo Belluco, cioè una realtà strutturata, organizzata, dotata anche di una propria struttura legale, con sede a Casalserugo, lo ricordiamo, in provincia di Padova, perché appunto possa, come dire, avere una radiografia fedele della propria situazione, diciamo male. Sì, no, dite proprio perfettamente bene, perché molti imprenditori, ma anche famiglie, che si rivolgono a noi e che, come ho detto, noi la
verifica preventiva la facciamo gratuitamente, poi è chiaro che se poi servono gli avvocati, certo, i consulenti eccetera, le perizie, quelle sono costose e bisogna pagarle. Molto spesso vengono sbalorditi, rimangono sbalorditi dagli esiti che sono le nostre preanalisi, perché mai si sarebbero immaginati che una banca amica, perché molto spesso la banca è una collaboratrice rispetto a un'attività, le banche abbiano potuto fare questo. E come ho detto, era un sistema. Noi abbiamo esaminato migliaia di conti correnti, abbiamo oltre 600 imprenditori che vengono seguiti, la maggior parte della provincia di Padova, ma anche in tutto il Veneto e anche fuori Veneto, che è stata praticata l'usura. L'usura, come ho detto, sembra una cosa così che la banca non possa fare l'usura, e invece è così. È così e noi lo possiamo, vi invito tutti a venire, anche se non avete problemi, vi invito a venire a vedere il nostro studio e vi facciamo vedere come si forma l'usura. Ci sono naturalmente le ragazze che buttano dentro i dati e vi faccio vedere come si forma l'usura all'interno dei conti correnti e naturalmente anche nei mutui, eccetera, anche se non avete problemi. Venite pure. Casal Serugo, lo ricordiamo, in via Umberto I 124/B. Ecco, il numero che espone Alfredo Belluco, lo vedete, l'800 81 46 03, è il numero verde a cui vi potete rivolgere e parlate direttamente, no? Certamente. Noi ci siamo dalle 8:30 della mattina fino alle 7 di sera, senza intervallo, e invitiamo tutti, come ho detto, anche se non avete problemi, che volete venire a vedere come stanno realmente le cose, perché magari avete un familiare, avete un amico, avete qualcuno da dare una mano. Io quando vedo qualcuno che si suicida, io lo considero come una sconfitta da parte nostra, perché io sono certo che, per esempio, non voglio fare nomi, ma sicuramente se avessimo avuto in mano la documentazione bancaria dei più famosi suicidi, e noi ne stiamo seguendo, come ho detto prima, di gente che si è suicidata e adesso le famiglie stanno chiedendo il giusto risarcimento dalle banche, ma il risarcimento ha un valore effimero nel momento stesso che hanno perso un familiare, cioè è una cosa irrimediabile. Quindi mi raccomando, non lasciatevi prendere dal panico, venite prima che le banche vi fanno l'attacco, venite prima. Se vi arriva una letterina alla banca non vi preoccupate, bisogna rispondere entro 30 giorni alla letterina, mi raccomando. 30 giorni, sì, che poi i tempi sono sempre ridotti e rigorosi, insomma, purtroppo quando si devono assolvere certe incombenze. Vogliamo, Alfredo Belluco, ricordare Confedercontribuenti quando nasce? Beh, noi siamo nati nel 2007 circa, abbiamo circa 90.000 iscritti a livello nazionale. Abbiamo avuto un'evoluzione, perché per esempio noi nel Veneto facciamo prevalentemente attività antibancarie, ma poi abbiamo la sede di Rovigo che segue le questioni del fisco, dell'Equitalia e quant'altro, che comunque fa sempre capo a noi, ma noi ci rivolgiamo prevalentemente agli imprenditori, e io stesso, come sapete, avevo detto varie volte, sono un ex imprenditore che per i problemi che mi riguardano sono riuscito a sconfiggere il più grande consiglio di amministrazione operante in Veneto, che è quello della Cassa di risparmio di Padova Rovigo, Cassa di risparmio del Veneto, sia come famiglia che come impresa. Ho dimostrato in giudizio che sono stato imbrogliato sia sul mutuo dell'acquisto della mia prima abitazione e sia nel conto corrente dell'azienda. Tutte sentenze, una passata in giudicato, una ancora al vaglio, si fa per dire, della magistratura. Ho già vinto a Padova, ho vinto a Venezia, adesso entro l'anno ci sarà la sentenza di Cassazione, ma naturalmente, siccome è tutto documentato, hanno perso anche lì. Io le ho già annunciato che quando ci sarà la sentenza, che è prevista entro fine anno, come ho detto, ci sarà sicuramente un tantam mediatico. Ma io volevo tornare un attimo sulla questione dell'usura praticata da questi tre signori, che voglio fare i nomi perché è un documento ufficiale del Tribunale di Padova. Allora, Stivaleno
Nereo, ripeto, Stivanello Nereo, Gemo Claudio per la Cassa di Risparmio, direttore e vice direttore. Questi sono, scusi, direttori e vice direttori di filiali? Di filiale, sì. Ecco, anche su questo noi dopo dobbiamo dire qualcosa. Della Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, adesso Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Galzignano. Sabadì Massimo, direttore e anche responsabile del servizio figli della filiale di Galzignano della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei. Ci possiamo, fermare un momento, perché è il tempo di dare spazio ad alcuni suggerimenti commerciali. Intanto abbiamo lanciato il sasso, abbiamo detto i nomi di questi dirigenti, rimanete con noi perché con Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti del Veneto, presidente regionale, approfondiremo questa questione che è piuttosto grave ed è documentata da atti ufficiali. A tra poco. Secondo momento di 7 in punto per questo giovedì 12 giugno. Siamo con Alfredo Belluco, presidente regionale di Confedercontribuenti del Veneto. Ci siamo lasciati, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, con una questione molto importante, documentata da un atto ufficiale, tra l'altro un atto ufficiale che può essere diffuso pubblicamente, perché Alfredo Belluco ha ottenuto l'autorizzazione a poterlo fare con nomi e cognomi documentati. Si parla di direttori e vice direttori di filiali di importanti istituti bancari del territorio. Prego, continuiamo con appunto la disamina di questo documento. Allora, è chiaro che il pubblico ministero ha sottoposto a indagini e poi ha rinviato a giudizio i direttori di filiale, ma noi riteniamo, anzi faremo un'integrazione alla denuncia che abbiamo fatto a suo tempo, perché vogliamo che vengano indagati e poi possibilmente rinviati a giudizio i vertici delle banche. Sono loro che hanno dato l'ordine di praticare l'usura attraverso indiscriminate commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese. Così è scritto sulla legge e così è scritto sul rinvio a giudizio che io vi vado a leggere. Però di fatto sono questi funzionari agendo nell'esercizio di un'attività bancaria, applicavano, come ho detto prima, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, tassi usurari nel corso dei rapporti economici intrattenuti con la società L'Altra Frutta di Galzignano Terme, dichiarata poi tra l'altro fallita nel febbraio del 2013, quindi hanno creato un danno, e c'è scritto anche qui, dichiarata poi fallita dal Tribunale di Padova in data 22 febbraio 2013 e dai soci illimitatamente responsabili, un danno patrimoniale di rilevante entità. Questo lo dice il Pubblico Ministero e il GIP, il Pubblico Ministero, dottor Roberto D'Angelo, e il GIP l'ha accolto e quindi ha fatto la richiesta di rinvio a giudizio. Qui siamo nell'ordine, come ho detto, non è in quanto a reato in se stesso, che molto probabilmente se la caveranno perché diranno ma noi non abbiamo fatto altro che eseguire degli ordini e noi non potevamo sapere di commettere l'usura. Potranno cavarsela. E il problema è che le banche, qui c'è scritto chiaro e noi abbiamo, come ho detto prima, anche la sentenza nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei, hanno praticato l'usura. Perché qui c'è scritto chiaramente, vuol dire che il pubblico ministero ha fatto le sue indagini, ha fatto fare le sue verifiche dai suoi consulenti tecnici e, come ho detto, su una banca si è avvalso, vedete, evidenziate le seguenti fonti di prova: indagini di polizia giudiziaria, relazione del consulente tecnico, sentenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, eccetera. Senta, vogliamo fare un esempio? Cioè, cosa significa tasso usurario? Cioè, per dirla in soldoni. Allora, ci sono 12 superamenti usurari, perché ce ne sono 12 sistemi di erogazione del credito. Quelli più bassi naturalmente sono i mutui a tasso di interesse variabile, quelli più alti sono il cosiddetto credito al consumo. Quello dove viene riscontrato molto spesso il tasso soglia di usura è lo scoperto di conto senza affidamento, che è quello
che viene praticato praticamente a tutti. Perché cosa succede? Se non c'è affidamento, succede che le banche ci vanno dentro senza limiti. Noi, per esempio, abbiamo scoperto che viene praticata l'usura anche recentemente. Noi addirittura sul quarto trimestre del 2013 una banca di credito cooperativo veneta ha applicato, secondo i nostri calcoli, ma si vede anche a occhio, il 39,99% di interesse, per un semplice motivo, perché ha applicato 22 commissioni di istruttoria veloce, va bene, decisa dal governo Monti, applicata anche per sconfinamenti di pochi euro. Stiamo parlando di 20, alcune banche praticano 15-25 euro, ma alcune banche praticano anche 80-90 euro di commissione al giorno. E sta a significare che immaginate l'incidenza che può avere 25 euro, per esempio per 25 euro di sconfinamento per un giorno, sta a significare il 100% al giorno. Lo moltiplicate per 365 immaginate cosa viene fuori, il 36.500%. Senta, ma lei sta anche dicendo che un organo di controllo, come dovrebbe essere per esempio Banca Italia, rispetto a queste situazioni che cosa fa? Allora, la Banca d'Italia non ha, lo dicono le sentenze, qui ne ho una, ma è una, del Tribunale di Cagliari, Corte d'Appello di Cagliari, che dice: le circolari e direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione. Ora, non penso ci voglia un giurista per capire che la Corte d'Appello di Cagliari, ma prima la Corte d'Appello di Torino, la sentenza di Cassazione e l'interpretazione ormai di tutti, il Tribunale di Padova di sentenze di questa natura qua ne avrà fatto almeno una ventina, va bene? E noi abbiamo una sentenza del Tribunale di Padova dove è stato riconosciuto il superamento del tasso soglia di usura per 41 trimestri su 41, parlo della banca Anton Veneta, ora gruppo Montepaschi, che dal 96 al 2005, 97-2005, cioè dalla data di entrata in vigore della legge, secondo quello che è stato riconosciuto dal Tribunale di Padova, non da quello che abbiamo detto noi, un superamento del tasso soglia di usura per 41 trimestri su 41, con un minimo del 19,3 e un massimo del 103,4%. Stiamo parlando della sentenza 2202 del 2011, dottoressa Caterina Zambotto. Ma 41, tutto documentabile, 41 tutto documentabile. Mamma mia, Quindi, cioè, quando qualcuno vuole obiettare, no, è tutto documentabile. Vabbè, cioè, noi siamo trasparenti, come ho detto, se volete venite da noi. Ecco, ma mi pare impossibile che sia così. No, non è impossibile. Quello che diciamo noi è tutto documentabile. Abbiamo le sentenze, abbiamo le perizie dei tribunali, la sentenza dell'altra frutta che dicevo prima contro la banca dei Colli Euganei è un capolavoro di perfezione. Io vi invito tutti ad andarlo a leggere, specialmente le pagine 4 e 5. La pagina 4 e 5 che è leggibile, come ho detto prima, sul nostro sito alfredobelluco.it o confedercontribuentiveneto.it, ecco, da non confondere, come vi avevo detto prima, con altre sigle, Confedercontribuenti Veneto, e andatevela a leggere, c'è scritta sul nostro sito, sotto documentazione, ed è un capolavoro di precisione, andatevele a leggere. E nel momento stesso che viene convenuto oppure rilevata l'usura all'interno di un rapporto, il contratto è nullo e nulla è dovuto di interessi, di spese, di commissioni e quant'altro. No, questo è inquietante perché pensiamo a tante vicende che si sono risolte, come si diceva poc'anzi, tragicamente, di persone magari ignare di determinate situazioni che è una orribile espressione, ma sono morte per nulla, ecco, se proprio vogliamo esasperare i termini della questione, cioè senza essersi resi conto di quella che era la realtà dei fatti. Avete visto, lo ribadiamo ancora una volta, non ci stancheremo di farla, 800 814 603 ed entrerete direttamente in comunicazione con una persona di Confedercontribuenti del Veneto, 800 814 603, che qualcuno, ecco, in maniera macabra ma non troppo, ha anche un tempo battezzato il numero antisuicidi, no? Beh, sicuro, perché
noi modestamente seguiamo anche casi molto ma molto delicati. Qui ne abbiamo preso in mano uno nel 2012, ma che è iniziato nel 2006. Qui siamo di fronte a un caso talmente grave, ma talmente grave, che io mi chiedo come fanno ancora a reggere questi signori di Unicredit, e io vi invito tutti a cliccare. Unicredit sottrae cifre da paura, basta solo così e vi trovate di fronte a questo documento dove viene dimostrato, perché c'è un documento sempre di Unicredit Produzioni Accentrate che scrive a Unicredit di Bologna, dove dichiarano loro stessi che devono dare indietro a questi imprenditori 112.926.773 lire, ma se lo tengono per loro. A lui, stiamo parlando del 2006-2007, a lui gli hanno detto guarda che non è dovuto nulla, e quindi lui nel frattempo gli hanno revocato i fidi, è saltato perché naturalmente non avendo fidi, essendo un orafo, è chiaro che deve avere i soldi per acquistare la materia prima, eccetera. Nel 2012 si è stancato, parliamo di 6 anni, il Tribunale di Verona, noi lo chiamiamo il Porto delle Nebbie, perché vi assicuro che è assolutamente impossibile a ragionare nel Tribunale di Verona, si è fatto dare la documentazione. Facendosi dare la documentazione ha scoperto un documento, quello che ho detto prima, dove la banca si iscriveva a se stessa dicendo guarda che dobbiamo dargli indietro i soldi, ma nel frattempo, e lui l'ha scoperto facendosi dare il fascicolo dal suo avvocato, che era già il secondo, ma anche quello precedente, e noi abbiamo i documenti già dal 2009, gli avvocati si passavano i fax dicendo ma sì, ma là gli diamo 1.000 euro e la risolviamo qui, e quindi erano coscienti. Adesso abbiamo fatto naturalmente le denunce penali, speriamo che il pubblico ministero, che è ritornato alla maternità in primavera, faccia il suo dovere come è giusto che sia, anzi ne siamo certi, perché noi crediamo nella giustizia, perché come ho detto io stesso nel 2002, quando ho iniziato questa missione, questa battaglia, chiamiamola così, crediamo nella giustizia, ci affidiamo alla giustizia, e la giustizia deve sempre trionfare, perché noi vogliamo che trionfi. Chiaro. Parole chiare, noi abbiamo illustrato determinate situazioni, avete sentito, non si salva praticamente nessun gruppo bancario, però da qui a criminalizzare il mondo delle banche, insomma, non è così. Ci sono casi purtroppo che si sono verificati, che sono attestati da documenti ufficiali, che invece come dire, certificano atteggiamenti profondamente scorretti. Noi ringraziamo Alfredo Belluco, presidente regionale di Confedercontribuenti del Veneto, per il suo contributo, e soprattutto gli auguriamo buona fortuna e buon lavoro. Io ringrazio voi e dico il nome dell'imprenditore perché ci tiene, ha 80 anni compiuti, si chiama Remigio Tuppini, che è una persona integerrima, perché una persona, se non fosse stato una persona integerrima, non avrebbe sopportato quello che ha sopportato. Certo. Remigio Tuppini. Di Verona. Vi ricordiamo 881 4603 il numero a cui rivolgervi, a Confedercontribuenti del Veneto. Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è una sorpresa, salutiamo Alfredo Belluco, grazie a voi per averci seguito, se vi fa piacere rimanete con noi, ci rivediamo tra qualche minuto.